Eugenio Capra, suonatore di Orsolè. Ti voglio domandare, quando si cominciava a suonare tu? Io tenia 17 anni, fui entravo apprendista muratore e uno dei muratori si incattò tra balle, io tenia questo organetto e mi da quasi a regalavo, insomma. Ma ci sono io a cui solo proprio per passione, però non mi sono mai andato, né mo per imparare, e insomma, so barravo uno vago a su chi scofare, però mi da prodotto fatto gero, non sono mai andato da nessuno a imparare, ecco, so, che può andare da Calicuno e se diventava di Calicuno bravo suonatore, ma purtroppo come sta andata così e ci sta con lì, sa cui. A differenza di questa trunfa che dopo picata di vicino di minore, lo primo passo mi sia in chitarra, ma mai, che mamma suona questa trunfa. E poi tutto sul resto ovviamente mi dà per lavorare gero, insomma, in su tempo. Praticamente se nasce in questa tradizione, e in questa tradizione ti si cresce e pesavo praticamente, Esatto. entra di questa cultura Sì. adesso ballo. Proprio con passione, che fu abbarrao, incantavo, mi fu sempre aggradato tutto strumento musicale, in particolare sa trunfa inizialmente sono arrivato appunto quasi che da scartaio talmente che da suonare io me, da New Ruschi a questi che ne volevano a barna, non tenia altri strumenti da suonare e dopo un quarto d'ora mi ne dovrei applicare a suonare. Insomma, e casi piano piano, però per la fusta non gli ho mai dato Chi importanza. ne dirà da regalare questa trunfa? Ma noi, su babbo e mamma, mi diede regalato, con me stesso un regalo, ma manno, non parto manca bene. Talmente su primo vedere che mi ha invitato a suonare, faccio un ordine sul letto, e su via del babbo mi ha bocchinato del sul letto. Chi mi deve so, gli deve perdere questa manifattura, questa truffa. E invece è stato un problema con un maestro che ti ha applicato questo... Un maestro voi in scuola mi un organista buca, tutto il risparmio che non mi devono dinare, non fu goloso dei turcher, dei cose gai, e quando mi devono 10 franco, 50 franco, mi devono mi un organista da buca, e fu in scuola, in questa lezione, ogni tanto mi dai una soffiata, pica da mano sul professore perché da sequestravo, si sono detto io, non mi dico mai di sto a piccare arte, non è barra fuori a casa. A stento per questo è importante di caso organito comunque. Ma vabbè, questo a mano vero poi dopo. Poi sono parlato a Normeda che era da suonare, quindi questo organetto, e du sono vago vedi tuttora, e non sti du sono me, vedi come. Mica con la pericali con un mese che alcune ieri era dovuto fare, insomma. E veramente questa passione che fu per la musica, per il ballo, insomma, mi aggrada da ballare pure, e per la musica che ho sempre dentro, mi è sempre aggradato. E mi è aggradato, specialmente con questa trunfa, abito che ne tenne poco, sono lavoro, per trasmettere a qualcuno giovane, a qualcuno vicino, che io ho sacrificato me da imparare sul ballo. Non mi ne a andare questa faccia sta terra, non viene da trasmettere a nessuno, sinceramente, in tutto il suo foro. Grazie a Dio si spicciocca ancora Insomma, e manca il tempo se può imparare a qualcuno da attendere. siamo già da 70 anni. Fai un appello a spicciocco su de Orsolei che volete bene ratificare questa tecnica antica. O de fora scuro non me ne è problema. Anda Invita bene, chiunque. anda bene. E ora torrai a mandare questo messaggio e lo pubblicavo sul suo sito della lingua sarda, in suo ufficio de Orsolei. Grazie.